Con il presidente Stefano Sardara a fare un pochino il punto della situazione di questa pre-season che oserei dire esaltante dal punto di vista dei banchi di prova per questo nuovo roster. Ah sì, sicuramente abbiamo fatto già una parte importante, siamo già a metà del mese di settembre, con Cagliari toccheremo proprio la metà strada, abbiamo incontrato già squadre importanti come l'Efes, come Ludwigsburg, Avellino, insomma, per cui insomma grandi squadre. Oggi a Nuoro si replica con l'Efes e poi giù a Cagliari avremo il torneo internazionale per poi chiudere a Sassari con Venezia e Trieste, quindi credo che sia una pre-season importante che ci avvicina alla partita di Coppa contro il Benfica, prima in casa e poi a Lisbona, e quindi insomma tutto bene. Presidente, un roster nuovo, abbiamo avuto modo di presentare anche la nuova guida tecnica, ci pare di ripartire proprio, d'altronde non è mai mancato l'entusiasmo, però con quello spirito in più, perché forse ultimamente magari gli ultimi risultati di questi anni non ci hanno del tutto soddisfatto, anche se abbiamo dato sempre il massimo. Ma sì, certo, si va sempre in campo per dare il massimo, poi è normale che quando i risultati non arrivano, come purtroppo è successo lo scorso anno, un po', insomma, qualche giorno lo passi a leccarti le ferite e poi rinizi a lavorare. Viviamo di entusiasmo, i risultati positivi portano entusiasmo, queste prime uscite infatti hanno riportato in tutti noi lo spirito giusto. Credo che Esposito stia lavorando molto bene, l'imprinting che sta dando alla squadra lo si tocca e lo si percepisce, ci vuole pazienza perché è un roster nuovo, deve trovare l'amalgama giusta. Purtroppo fra l'altro stiamo giocando con diverse assenze perché tra nazionali e infortunati insomma ci mancano 3 giocatori di cui 2 sono la cabina di regia, per cui insomma ci vuole ancora un po' di pazienza però. Ultimissima domanda, intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Presidente, il Casemus Prus de Nujogu è diventato ormai il leitmotiv di questa squadra che realmente a tutte le latitudini della nostra isola e non solo ha proseliti. Ma guarda, la cosa più bella, allora, il video che abbiamo realizzato, non perché l'abbiamo fatto noi ma è bellissimo, a me emoziona ogni volta che lo vedo e sta riscuotendo il giusto tributo, ma la cosa che più mi è rimasta impressa è che sabato scorso sono stato a Milano, ero relatore insieme ad altri colleghi al Meet the Best, e la cosa bella è che ho fatto vedere quel video per spiegare cosa c'era dietro il nostro progetto e si sono emozionati, e quando non sardi si emozionano nel vedere un video del genere, allora vuol dire che inizi a far passare il messaggio, non è tanto la bellezza del video ma quanto il messaggio che tu mandi, quello che tu vuoi raccontare di te stesso. E, insomma, siamo un'isola fantastica, è un popolo meraviglioso e insomma, iniziamo a farlo vedere con orgoglio.